continua il nostro itinerario qui all'anteprima Chiaretto, siamo alla dogana veneta di Lazzise, siamo in compagnia di Aurora e di Sissi, come la principessa, immagino. anch'io ero del Walt Disney, la bella addormentata nel bosco, si chiamava Aurora, cioè lei è osburgica, io sono dei cartoni animati però. Diciamo che abbiamo due principesse con noi. Vi porto vicino a Montebaldo, quindi andiamo a Caprino Veronese e andiamo ad assaggiare un chiaretto un po' atipico. Vinicio Bronze si trova nei Colli di Caprino, è un'azienda familiare che produce, a parte il nostro mitico chiaretto, il bardolino, un Trebbianel, quindi un'uva poco conosciuta bianca, e ha dei piccoli vigneti, dei piccoli appezzamenti nei monti, anche con terre molto rosse. Ciao Maria Grazia, concordi anche tu che è un po' atipico questo chiaretto? Colore che sta tra buccia di cipolla e lici, ci siamo? È atipico rispetto a un modello âgé di chiaretto, diciamo. Concordo con Maria Grazia. Questo è il nuovo, Questa è l'annata chiaretto. nuova, infatti. Io voglio assaggiarlo. Questo è un chiaretto di Bardolino, quindi le uve classiche del Bardolino, Corvina Rondinella Molinara, 70% Corvina, 20% Rondinella e un 10% di Molinara. Quest'anno le uve erano molto mature, dato l'agosto molto caldo, e quindi c'è stato bisogno di una macerazione proprio leggerissima, 3 ore di macerazione e poi viene trattato come un bianco, fermentazione fredda, 17 gradi. Ha una bellissima sapidità, quindi ci comunica tanto del territorio da cui viene, e una bella vena tesa che ci garantisce bevibilità, e a noi ci interessa finire la bottiglia per poterne acquistare una nuova. Va benissimo sia come aperitivo o anche con dei semplici salumi, ma anche con del pesce. Perché no, con una pizza? Anche con una pizza, sì sì. È proprio il vino ideale per cose semplici.